È stata aperta la strada a una nuova stagione delle donne. Una stagione che le vede protagoniste anche nella vita politica, come non era mai accaduto. Dalla presidente del Consiglio Meloni alla neosegretaria del PD Schlein. Ne ha parlato la presidente del Consiglio Comunale veneziano a margine della presentazione delle iniziative di Marzo Donna. L'abbiamo ricordato anche nelle nostre iniziative quanto la donna sia un valore aggiunto in tutta la società, è il motore del mondo, quindi noi vogliamo valorizzarla con le nostre iniziative. Io devo doverosamente ringraziare le tante associazioni, istituzioni cittadine che ogni anno con grande dedizione portano all'attenzione della cittadinanza i grandi temi che riguardano proprio le donne, e tra questi temi insomma faremo dei focus anche sulla violenza di genere. Forse un po' di vento è cambiato, Giorgia Meloni forse ha cominciato a rompere quel famoso soffitto di cristallo di cui da tanti anni sentiamo parlare. Elly Schlein lo stesso, con l'ultima nomina alla Corte di Cassazione sicuramente, forse qualcosa comincia a cambiare finalmente. E anche alla luce di questo il CIF ha organizzato un corso per favorire la comprensione del fenomeno delle campagne elettorali, vista la poca partecipazione al voto negli ultimi tempi. Il Comune di Venezia comunque è particolarmente sensibile e attivo nell'organizzazione di iniziative per le donne già dal mese di ottobre, e sono molte le associazioni coinvolte, la LILT in primis. Ritengo che queste iniziative siano molto importanti per un confronto tra noi, per vedere effettivamente quale può essere la realtà che ci possa far star bene, in effetti, far conoscere e condividere con altre donne i progetti e sostenerci chiaramente in questo mese molto importante.